Oltre 3.000 firme per dire no all'autostrada Cimpello-Gemona, una nuova tratta di qualche decina di chilometri che rischia di compromettere un territorio importante e fragile come quello dell'Alto Tagliamento, specie dal punto di vista ambientale. Un territorio devastato, temono gli esponenti dell'associazione che ha dato vita alla raccolta firme. Questo ci permetterà di andare in regione e di parlare con chi di dovere e dire no all'autostrada perché porterà solo danni nella nostra valle. E non lo riteniamo una valida soluzione per risolvere i problemi della nostra regione. Tanti banchetti in tutto il Friuli e gente pronta a firmare la petizione per mantenere intatto un ambiente prezioso. La costruzione del nuovo tratto autostradale servirà a ben poco, dicono le associazioni. Per risparmiare 10 km da Gemona a Vicenza si spenderanno 25 euro invece di 13. La Cimpello Sequals che c'è adesso verrà trasformata in autostrada e verrà messa a pagamento, una cosa che è gratis ce la dovremo pagare e poi proseguirà fino a Gemona con delle tariffe improponibili, si parla di 9 euro da Cimpello fino a Gemona. E a breve il piano dovrebbe essere presentato in regione per dare il via poi alla gara d'appalto e all'inizio dei lavori. Ma chi ci guadagnerà? Non ci guadagneremo noi perché i privati chiederanno i soldi alle banche, però le garanzie alla fine le diamo noi. Se loro non ce la fanno, tutta quest'opera diventerà debito pubblico, si parla di 1 miliardo di euro quasi.